In questo nuovo video scopriremo insieme come scegliere tra un toserba a scoppio e una batteria per la cura del nostro prato. Qui con me oggi ho un toserba a scoppio Stihl RM448 VC e uno a batteria RMA 448 PV. Vediamo insieme quelle che sono le loro caratteristiche. I vantaggi dell'RMA 448 PV, un toserba indicato per prati fino a 1000 m2, sono: facilità di utilizzo, basta solo inserire la batteria, protezioni per l'udito non necessarie, ridotta manutenzione e nessun particolare trattamento per preservare il motore anche durante lunghe pause, assenza di gas di scarico, silenziosità e quindi utilizzabile tranquillamente in ambiente urbano, e grazie al peso ridotto è quindi più maneggevole e pratica da riporre. Per gli utilizzatori più legati alla tradizione la scelta potrebbe ricadere su toserba a scoppio come RM448 VC, il quale possiede le stesse caratteristiche costruttive della versione a batteria con identiche prestazioni di taglio, ma grazie al motore a scoppio gode di maggiore autonomia. Inoltre è meno influenzato da fattori esterni, per esempio se l'erba è bagnata il toserba a batteria richiederà una maggiore energia, rischiando di consumare più velocemente la batteria. Se optiamo per la tecnologia a scoppio, non dimentichiamoci però che dobbiamo sempre avere la benzina a portata di mano. Dobbiamo fare i conti con i gas di scarico, la rumorosità e una maggiore manutenzione. Entrambe le tecnologie Stihl ci permetteranno di avere un prato in ordine con il minimo sforzo. La scelta sta a voi in base alle vostre esigenze. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati con nuovi video e grazie per averci seguito.